Euroregione.news. Valetudine, Gondola d'Oro 2020 e 2021. A Cammino al Tagliamento, presso Villa Valetudine, consegnato i premi Gondola d'Oro della rivista Il Tramonto, assegnati per il 2020 e 2021 alle attività italiane che conseguono successo all'estero e valorizzano la nostra regione. Il Tramonto Gondola Award è stato assegnato per diverse categorie: prodotti agricoli, vino, turismo, cultura, amministrazione civile, industria, eccetera. L'evento è stato curato dalla direttrice artistica Chiara Zamarian, presentato da Fabiola Tirati Ferin, e i premi sono stati consegnati dalla duchessa Tilde Badoglio e dal duca Alessandro Badoglio, alla presenza di sindaci o assessori dei comuni ove risiedono i premiati, oltre alla consigliera regionale Maria Grazia Santoro e del presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanino. Il premio Gondola d'Oro, che è un premio voluto da una famiglia formata da Adriano e Giacomo, due olandesi di Eindhoven che si sono ormai da alcuni anni stabiliti nel nostro Medio Friuli e che hanno messo in campo una serie di iniziative volte a promuovere il Friuli Venezia Giulia verso il loro paese, quindi l'Olanda e anche il Belgio, attraverso sia le aziende agricole, le manifatture, la cultura, l'arte del Friuli per i paesi nordici. Un premio che punta sulla qualità, punta sull'internazionalizzazione, punta sulla capacità delle nostre imprese e delle nostre aziende ad essere in qualche modo anche un esempio a livello europeo. Quindi una promozione fatta da stranieri di una terra straordinaria qual è il Friuli Venezia Giulia, una terra di identità, di cultura, di lingua, anche di grande capacità di fare le cose. Ci serve investire ulteriormente sempre più in un'integrazione dell'economia nella nostra intera regione, ma anche nella capacità di saperla promuovere verso l'estero, verso non solo l'Europa ma tutto il mondo, perché credo che un compendio dell'universo, come diceva Nievo, come il Friuli Venezia Giulia non esiste da nessun'altra parte. Da Cammino al Tagliamento per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.